9 maggio, festa dell'Europa. La data si riferisce alla storica dichiarazione del francese Robert Schuman del 1950, considerata l'atto di nascita dell'UE sulla necessità di una nuova forma di cooperazione politica all'interno del vecchio continente. Sull'attualità di quelle parole e sull'utilità di questa istituzione oggi il dibattito è più che mai acceso. Da una parte le imminenti elezioni europee fanno ardere i sentimenti europeisti, dall'altra gli euroscettici soffiano invece sul fuoco della rabbia e della delusione. L'Eurosportello del Veneto e l'associazione Fare Europa ne hanno parlato a Venezia con imprenditori e professionisti, convinti che questa volta vadano colte opportunità e sfide della nuova programmazione 2014-2020. Fino ad oggi l'abbiamo sfruttata molto male e ci siamo trovati a doverne subire più le conseguenze. D'ora in poi, per quanto riguarda le categorie che noi rappresentiamo, assolutamente è necessario essere giornalmente sui lavori che si fanno a Bruxelles. Secondo le associazioni di categoria, l'utilizzo dei fondi comunitari può essere uno strumento strategico per lo sviluppo delle imprese, ma resta il dilemma: euro sì o euro no? Allora, se noi dobbiamo guardare al futuro, noi abbiamo bisogno di tanta Europa di più e di un euro che sia leggermente più debole di quello che è oggi, ma comunque di un euro, di una moneta unica. I critici sottolineano però che finora la politica monetaria è in mano alle istituzioni europee, mentre la politica economica è gestita dai singoli Stati membri. Unione bancaria, unione fiscale, unione economica e unione politica. Se riusciamo a fare questi passi, io credo che l'Europa ci sarà e ci rappresenterà. Se no, in mezzo al guado non vedo che possa rappresentarci.